Puglia lungo la Brindisi-Lecce per un furgone portavalori della Vicentina Battistoli assaltato da un comando con fucili ed esplosivo, scontro a fuoco con i carabinieri, colpo fallito. Dramma sul Grappa, nella notte recuperato il corpo senza vita di Beniamino Carlesso, 70enne di Loria. Sarebbe scivolato sul ghiaccio precipitando per 150 metri, il dolore dei familiari. È sotto sequestro e sarà sottoposto a verifiche tecniche il motoscafo Ali Laguna che ha provocato diversi incidenti in Canal Grande. Mezzo nuovo, guasto imprevedibile, spiega il presidente della società di trasporto. Si è svolto stamane a Siena l'interrogatorio della 25enne di Altavilla Vicentina arrestata per l'omicidio di un'anziana nel Senese. La giovane respinge le accuse. Cecchini del weekend a Sarajevo, sentito in procura a Milano l'80enne pordenonese finito sotto inchiesta. L'avvocato sottolinea, ribadita l'estraneità ai fatti. Prima notte a Treviso per la sciatrice americana Lindsey Vonn dopo la doppia operazione per ridurre la frattura al ginocchio sinistro. Per lei i fiori del presidente del Veneto Stefani. Convocati a Catron dal presidente della regione, europarlamentari, deputati, senatori e consiglieri regionali del centrodestra per iniziare a costruire a tutti i livelli una lobby che faccia gli interessi del Veneto. Inaugurato a ottobre, diventa operativo da oggi a Padova il nuovo ospedale pediatrico Salus Pueri, una struttura di 8 piani con 155 posti letto. Stamane l'ingresso del primo paziente. Malaria di città, Veneto in miglioramento ma lontano dagli obiettivi del 2030. Il report di Legambiente rivela PM10 oltre i limiti solo in 3 città, ma serve un nuovo piano regionale d'aria. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali, questi i titoli. Ed ora la cronaca con gli attimi di terrore che si sono vissuti questa mattina in Puglia per un assalto al furgone portavalori della ditta vicentina Battistoli. Il colpo è fallito, ma si sono vissuti momenti terribili. Guarda, stanno rubando il furgone, guarda. Guarda. L'assalto ad un furgone portavalori della ditta vicentina Battistoli si consuma in pochi minuti sulla statale 613 in Puglia, all'altezza di Tuturano, frazione di Brindisi. Un comando di 6, forse 8 persone col volto travisato e armati di tutto punto con Kalashnikov ha fermato il mezzo blindato con l'inganno di una vettura Alfa Romeo dotata di lampeggiante blu simile a quelli delle forze dell'ordine. In pochi istanti viene piazzata una carica esplosiva nel tentativo di arrivare al carico di denaro, mentre sulla corsia opposta si forma una colonna di curiosi investiti a loro volta dall'onda d'urto. Sul posto arrivano i carabinieri, contro i quali i banditi mettono in atto una sparatoria nella quale nessuno è rimasto ferito. Il bottino nel frattempo rimane nel blindato, il comando è costretto alla fuga. In 2 rubano l'auto di una studentessa diretta all'università per un esame e tentano la fuga a tutta velocità. Inseguiti dai militari vengono catturati dopo un rocambolesco inseguimento concluso con un tentativo di fuga a piedi. Nella colluttazione un carabiniere rimane lievemente ferito, mentre i 2, entrambi foggiani, vengono portati in caserma. È in corso la caccia al resto della banda, che ha abbandonato i veicoli a chilometri di distanza senza riuscire a mettere a segno il colpo e senza, fortunatamente, danni alle persone coinvolte in uno scenario drammatico. Ed ora il dramma sul Grappa. Nella notte è stato recuperato il corpo senza vita di Beniamino Carlesso, 70enne di Loria. Una persona vera, autentica e soprattutto semplice nel suo modo di essere, buono, generoso, tanto generoso. C'è un dolore enorme e composto nelle parole di Marisa Tiatto, la moglie di Beniamino Carlesso, il 70enne di Loria trovato senza vita in un canalone nella valle dell'Astego sul Grappa. L'uomo, grande esperto di montagna, aveva intrapreso domenica una camminata dopo aver descritto alla moglie il suo percorso come faceva sempre. Sarebbe dovuto rincasare nel pomeriggio, ma qualcosa è andato storto. Non vedendolo rientrare è stato lanciato l'allarme, sono partite le ricerche anche con l'utilizzo dei droni sino alle 3 di notte, quando il corpo
senza vita dell'escursionista è stato recuperato. Pare abbia cercato di superare una delle slavine che avevano coperto uno dei sentieri che stava percorrendo, ma sarebbe scivolato facendo un volo di almeno 150 metri. Per lui non c'è stato nulla da fare. Una persona ben voluta da tutti, schiva ma con un grande cuore, ricordano i figli di Beniamino Carlesso, Francesco e Andrea. Il nostro papà era una persona di fatti, che si spendeva per gli altri, per la famiglia in primis. Ci ha trasmesso tanti valori e noi li portiamo nel cuore. Cominciare dalla montagna? A cominciare anche dallo sport, dalla montagna, sì. Il paese è sconvolto, ci dice il medico di base di Carlesso, il dottor Claudio Spinello. Se parlavi di montagna gli si illuminavano gli occhi, era un piacere sentirlo, ascoltarlo, conosceva tutti i sassi, tutti i percorsi, quindi secondo me è la casualità, non può essere un'imprudenza. Era troppo bravo e troppo preciso, troppo meticoloso sulle sue cose. Ed è l'amico del calcio, Elvio Basso, che racconta le sue grandi doti come portiere. E lui era fortissimo, perché alla fine era chiamato Ragno Nero perché assomigliava a Cudicini degli anni 70-75 del grande Milan. Beniamino Carlesso ricoprì anche la carica di consigliere comunale sotto il primo mandato dell'allora sindaco Roberto Vendrasco. Tutte le mattine andava in bicicletta nello stesso bar, si sedeva allo stesso posto e ordinava sempre lo stesso caffè macchiato leggendo il giornale. Mancherà? Abbastanza. Infatti questa mattina pensavo di vederlo, perché ogni mattina, e poi ho sentito la notizia Il funerale di Beniamino Carlesso sarà celebrato mercoledì 11 febbraio alle 10:30 nella chiesa parrocchiale di Loria. Un'altra vittima della montagna sabato pomeriggio, Alex Farronato, è stato travolto e ucciso da una valanga. Si svolgerà giovedì 12 febbraio alle 10 nella chiesa parrocchiale di San Giacomo di Romano d'Ezzelino, dove viveva, il funerale di Alex Farronato, l'ennesima vittima della montagna. L'uomo, 41 anni, alpinista esperto, è stato travolto da una valanga mentre stava scendendo lungo il versante trentino della Marmolada, vicino a Punta Serauta, in testa a un gruppo di amici. La tragedia era avanti ai loro occhi, hanno dato l'allarme, hanno cercato di raggiungerlo con gli strumenti che avevano con sé. Massiccio l'intervento dei soccorritori, intervenuti anche con l'unità cinofila e l'elicottero Falco da Belluno. Farronato è stato individuato e recuperato, ma i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il sindaco di Romano d'Ezzelino lo conosceva molto bene, per il paese un duro colpo. Romano ha dato negli ultimi anni alla montagna, e in questo caso si tratta di un altro giovane, di un giovane che aveva la montagna nel cuore e che aveva anche di fatto di questa sua passione un modo probabilmente per portare la propria vita su altri livelli, e averlo saputo così improvvisamente è stata una notizia che ha colpito tutta la comunità, specialmente i suoi amici. Una persona esperta quando affrontava la montagna. Beh, di questo è poco ma sicuro, e di conseguenza anche il fatto che si sia trattato di una tragica fatalità fa pensare al fatto che comunque la montagna non perdona mai, probabilmente non è bastato la sicurezza o l'esperienza, e era una buona giornata. Sì, c'era un rischio valanghe, ma era stato probabilmente ben calcolato, però questo non è bastato. Fatto sta che le altre persone che erano con lui si sono riuscite a salvare, di conseguenza anche questa fatalità rende ancora più amara la scomparsa di Alex. È sotto sequestro e sarà sottoposto a verifiche tecniche il motoscafo Ali Laguna, protagonista dell'incidente ieri in Canal Grande. La mia prima tappa, dopo una nottata abbastanza pesante, è stata a dire una preghierina alle Madonna delle Grazie a San Giovanni Grisostomo, ecco, quindi perché quello che poteva succedere è meglio nemmeno immaginarselo. È ancora profondamente scosso Fabio Sacco. Se la tragedia sfiorata sulle acque del Canal Grande ha colpito tutti a Venezia, a maggior ragione lo ha fatto all'interno di Ali Laguna. Le 9 persone coinvolte negli incidenti provocati dal guasto di un suo lancione non hanno riportato conseguenze gravi, ma la paura per quello che sarebbe potuto accadere rimane enorme. Lei ha avuto modo di parlare con il pilota, cosa le racconta? Il pilota è disperato perché è successa una cosa più grande di lui, una cosa inaspettata, improvvisa, e si è trovato in mezzo
a una situazione complessa con tutta una serie di altre imbarcazioni e quindi è molto provato. Sono circa le 11 di mattina quando il motoscafo ha un guasto, forse alla guaina dell'invertitore, che non gli permette l'attracco al pontile A di Rialto, quasi di fronte al Consiglio Comunale. Per il pilota paradossalmente è una fortuna, perché pur difficilmente controllabile, il mezzo è se non altro rimasto vuoto, senza passeggeri. Ho dovuto cercare di evitare collisioni e qui il pensiero anche del pilota e a tutte le altre categorie coinvolte, tutte le altre persone che sono bravissime. Sono tutti bravissimi che riescono a muoversi veramente in spazi e in condizioni difficili. La condizione difficile, difficilissima qui è di percorrere su quel lancione la curva del Canal Grande sotto il ponte di Rialto in una domenica di carnevale. Il primo incidente avviene sulla sponda opposta a quella dell'attracco in riva del Vin. Il motoscafo affonda una gondola con 2 turisti napoletani davanti alle decine di persone seduti a pranzare in fondamenta. È il primo momento di panico. Il lancione si butta nuovamente sul lato opposto del canale, verso Riva del Ferro. La velocità non è e non può essere quella richiesta in quel tratto di Canal Grande. Le manovre sono questione di istanti ed è solo per un soffio che si evita una collusione frontale con un motoscafo. Un'altra manciata di secondi e il mezzo è sotto Rialto. Non c'è stato tempo per correggere la rotta. La fiancata destra del motoscafo striscia lungo l'arcata del ponte. I segni del passaggio sono ancora ben visibili. Uscito dal ponte, il mezzo abbatte diversi pali d'attracco di fronte al fondaco dei tedeschi, travolge il pontile e si avvia a tutta velocità verso l'angolo del palazzo a fianco, fortunatamente protetto da assi in legno. Ma lo fa proprio nel momento in cui una gondola con 5 turisti sudamericani sta imboccando proprio il rio del Fontego dei tedeschi. Per il gondoliere evitare miracolosamente l'impatto è nuovamente questione di un attimo. Tutti comunque finiscono in acqua. Da quando davanti a Ca' Farsetti si è manifestata l'avaria, complessivamente sono trascorsi non più di una trentina di secondi. E il mezzo lei mi ha detto che era relativamente nuovo. Potremmo definirlo nuovo, era entrato in servizio a agosto dello scorso anno, se non sbaglio, e quindi diciamo con pochissime ore di moto. Attualmente è sotto sequestro? Attualmente è sotto sequestro, è stato portato alle Vignole e in attesa che vengano fatte le operazioni di verifica tecniche. La cronaca giudiziaria si è svolta questa mattina a Siena all'interrogatorio della 25enne di Altavilla Vicentina arrestata per l'omicidio di un'anziana nel Senese. È stata interrogata questa mattina davanti al giudice di Siena Erika Cuscela, 25 anni, che da un paio di anni viveva ad Altavilla Vicentina ed era stata candidata nel 2022 al Consiglio Comunale di Taranto. La giovane è stata arrestata insieme a Denise Duranti, 37 anni, parente della vittima, per l'omicidio di Franca Genovini, 85 anni, trovata senza vita nella sua abitazione nel Senese, a Castellina in Chianti, nell'agosto 2024. Il giorno prima del delitto, Cuscela avrebbe ricevuto un bonifico dalla complice di 200 euro e si era così messa in viaggio. Secondo la procura, Cuscela avrebbe conosciuto Denise Durante su internet 3 mesi prima. Da quel contatto sarebbe nato un rapporto che avrebbe portato a una pianificazione dell'omicidio. Duranti, legata da rapporti di parentela con la vittima, avrebbe avuto un ruolo determinante nell'accesso all'abitazione e nei rapporti con l'anziana. Genovini sarebbe stata soffocata in casa. Dopo il delitto, per depistare le indagini, sarebbe stata utilizzata l'auto della pensionata nel tentativo di simulare un allontanamento volontario e allontanare i sospetti da un omicidio patturato invece tra le mura domestiche. Durante l'interrogatorio, Erika Cuscela ha respinto le accuse, ma ha scelto di non entrare nel merito delle contestazioni, preferendo riservarsi di farlo in un secondo momento davanti al pubblico ministero. Un passaggio che lascia aperti molti interrogativi, mentre l'inchiesta prosegue per chiarire i ruoli e le presunte responsabilità nel delitto che ha scosso il Senese e che coinvolge anche il Vicentino. Cecchini del weekend a Sarajevo durante la guerra in Bosnia. È stato interrogato in procura a Milano l'80enne di San Vito al Tagliamento. Ma secondo lei perché è finito in questa situazione? Senta, il suo datore di lavoro diceva che non è vero che andavate in Bosnia in quegli anni.
Cappellino nero e mascherina sul volto per non farsi riconoscere. Così l'80enne ex camionista di San Vito al Tagliamento, indagato dalla Procura di Milano per presunti omicidi commessi durante l'assedio di Sarajevo tra il 1992 e il 1995. È stato intercettato all'uscita dell'interrogatorio. Davanti ai magistrati è rimasto per circa un'ora e mezza. All'incontro hanno partecipato gli investigatori del ROS dei Carabinieri, il pubblico ministero Alessandro Gobbis e il procuratore Marcello Viola. Secondo quanto emerso, l'uomo avrebbe risposto a tutte le domande, negando ogni accusa e sostenendo di non essere mai stato a Sarajevo. Crede di aver chiarito la sua posizione? Spera di uscirne bene? Quante volte è andato in Bosnia? Al momento l'80enne è l'unico indagato ufficiale nell'inchiesta sui cosiddetti cecchini del weekend. In base a testimonianze e materiali d'archivio, alcune persone infatti si sarebbero infiltrate tra i militari per sparare contro civili, anche donne, anziani e bambini. La procura sta inoltre valutando anche l'ipotesi che tiratori stranieri siano stati pagati per compiere gli omicidi. All'uscita dagli uffici giudiziari l'uomo non ha rilasciato dichiarazioni e ha raggiunto rapidamente l'auto che lo ha riportato verso casa. Sul posto anche il suo difensore, l'avvocato Giovanni Menegon, che ha commentato brevemente la vicenda. Il mio assistito ha risposto alle domande del pubblico ministero, ha ribadito la sua assoluta estraneità ai fatti e confida che a questo punto la magistratura, e ci pare che sia così, al di là del clamore mediatico di questi momenti, verifichi e accerti, ripeto, l'assoluta estraneità del signor Cettato di Destano. Quindi io non ho altro da aggiungere. Ve l'ho spiegato. Non si finisce. Non ci sono altre cose da così dall'oggi al domani. Solo una domanda, avvocato, solo sulla Poche parole e poi la fuga, il passo accelerato, la rincorsa dei giornalisti e la scelta di non rispondere ad altre domande. È l'esercizio della diritto di difesa. Siamo tutti professionisti. Non ho altro da aggiungere. Se si ferma un attimo riusciamo a parlare, avvocato, perché siamo tutti, non registriamo ma siamo... Grazie. Solo una cosa, avvocato, ha detto il suo assistito: mi faranno morire con questa storia. Posso chiamare? Non siamo riusciti a parlare con lui. Se posso dirci solo come sta, come la sta vivendo. Non ho altro da aggiungere se non ribadire l'assoluta estraneità ai fatti del mio assistito. Prima notte a Treviso per la sciatrice americana Lindsey Vonn. All'ospedale Cafoncello rimarrà il tempo necessario per stabilizzare la frattura al ginocchio sinistro. L'elicottero che arriva, gli operatori che portano via l'atleta in barella, il volo per raggiungere la stazione di soccorso. Lindsey Vonn lascia la pista Olimpia di Cortina accompagnata dal tecnico del soccorso alpino sceso a prenderla con il verricello. Il video dell'intervento di recupero della sciatrice americana, trasportata prima a Codivilla, poi centralizzata in terapia intensiva a Treviso, dove è stata operata per ridurre la frattura al ginocchio sinistro. Un trauma di complessa gestione che si è procurata ad alta velocità con tutte le conseguenze del caso. Siamo legati molto a lei, è un atleta che ha dato tanto a Cortina e penso che volesse dare un contributo in più partecipando alla gara con delle condizioni sicuramente che non erano ottimali. Di questo siamo molto dispiaciuti, abbiamo sentito appunto che mi sembra si sia rotta un piatto tibiale e ci dispiace veramente tanto perché io penso che sia stato un sacrificio che lei ha voluto dare a Cortina e Cortina di questo ne è estremamente grata. Speriamo che si riprenda quanto prima possibile. È stato spaventoso vederla cadere, la paura è sempre tanta quando vedi un atleta ferma sulla neve, ma lei quando scia dà sempre il 110% senza paura. Lo sci è così, uno sport pericoloso con tante variabili difficili da prevedere. Le parole sono quelle rilasciate alla televisione americana NBC da Karen Kildow, sorella di Lindsey Vonn, che ha assistito alla drammatica caduta e alle grida disperate della 41enne. Al Cafoncello l'atleta, accompagnata dal suo staff, rimarrà alcuni giorni, il tempo necessario per stabilizzarla e consentire il suo trasferimento. Al suo capezzale il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, ha fatto recapitare un mazzo di fiori. Anche nelle avversità il suo spirito rimane una fonte potente di ispirazione per gli atleti e per chiunque crede nei valori di dedizione, sacrificio e perseveranza, ha scritto nel biglietto. Vicinanza e fiori anche dal sindaco di Treviso, Mario Conte. Avremmo preferito invitarla per un'occasione certamente più lieta, però devo dire che sono orgoglioso del fatto che un'eccellenza come l'ortopedia di Treviso sia stata messa a disposizione per l'atleta, una delle atlete più forti di tutti i tempi dello sci. A lei va davvero l'augurio di pronta guarigione.
Von aveva fatto sapere di essere arrivata a Cortina con legamento crociato del ginocchio, che si è poi fratturata, rotto. Infortunio riportato in Coppa del Mondo a Crans-Montana. Sull'opportunità di gareggiare alle Olimpiadi si era acceso il dibattito. Pur esperta, la discesa libera costituiva un rischio. Il presidente della Federazione Internazionale Sci, Johan Eliasch, spiega che Von ha scelto in autonomia. Era una decisione che poteva prendere solo lei, che conosce meglio di chiunque altro i suoi infortuni, dice, incorrendo poi nell'incidente in pista che poteva avere conseguenze molto più serie. La politica questa mattina a Roncade, il presidente della regione Stefani ha convocato europarlamentari, deputati, consiglieri e regionali del centrodestra. Sentiamo perché. È una lobby positiva questa, è quella del Veneto, che sicuramente fa gli interessi del Veneto. Pensare e agire tutti con un unico obiettivo, la nostra regione. È partito a Catron, lungo il Sile, il nuovo corso del centrodestra veneto. In una riunione convocata dal presidente Alberto Stefani, che per molti, tra parlamentari, consiglieri regionali ed eurodeputati, è stata quasi una sorpresa, il governatore, forte della sua esperienza a Roma e non solo, ha chiesto a tutti di guardare verso un'unica direzione. Creare una filiera che porti il livello locale, il livello regionale, il livello nazionale, il livello europeo a dialogare nell'interesse del Veneto. Noi dobbiamo essere protagonisti nelle istituzioni nazionali e sovranazionali. E per dimostrare che si può fare, il Presidente richiama il progetto di una grande azienda regionale per gestire l'intera rete autostradale veneta e la variante della Romea, reinvestendo gli utili stimati tra gli 80 e i 100 milioni di euro all'anno nella manutenzione e sicurezza del territorio. Lo sblocco della holding autostradale all'epoca avvenne proprio grazie ad un emendamento, tra l'altro con un governo di centrosinistra, e il centrodestra, facendo squadra anche con alcuni esponenti di centrosinistra, era riuscito a portare a casa questo risultato. Un primo incontro dove c'è stata piena adesione al progetto a tutti i livelli, iniziando da Roma, come ha sottolineato da Fratelli d'Italia il senatore e coordinatore regionale Luca De Carlo. Una cabina di regia doverosa per affrontare tanti temi, sapendo che oggi abbiamo una grossa pattuglia sia di parlamentari che di consiglieri regionali che hanno la fortuna di amministrare sia la nazione che il Veneto, e quindi è logico che la politica debba fare sintesi di tutto ciò, anche per essere veramente utili e strategicamente importanti per questo territorio. Ma si parla più di filiera politica oppure di lobby? È lo stesso, l'importante è il risultato. Si è sempre detto, e per moltissimi anni è stato vero, che il Veneto è un gigante economico, un nano politico, perché altre regioni portano a casa molto più di quello che gli spetta e noi facciamo più fatica. Parlo dell'interlocuzione con Roma, ma anche verso l'Europa. Dobbiamo copiare dei siciliani? Ma su alcune cose il copiare non è negativo se le cose sono positive. Una su 100.000, loro su questo sono più bravi di noi a far squadra. Ma il presidente Stefani vuole andare oltre, coinvolgendo anche il centro-sinistra. A medio termine intendiamo anche coinvolgere eventualmente altri gruppi politici, magari in materie ovviamente trasversali su cui si possa fare squadra. Ci sono delle scelte che non hanno colore politico, non possono avere colore politico e che fanno l'interesse del Veneto, e su queste scelte il Veneto tutto, da destra a sinistra, deve essere compatto e avere una voce forte. È operativo da oggi a Padova il nuovo ospedale pediatrico Salus Pueri. Stamane è entrato il primo piccolo paziente. È diretto alla terapia intensiva pediatrica, dove a fine giornata i bambini ricoverati saranno 6. Sono le 7:50 di lunedì 9 febbraio, una data storica, quando il primo piccolo paziente varca le porte del nuovo ospedale pediatrico Salus Pueri di Padova. A 4 mesi dall'inaugurazione, nel cuore del polo ospedaliero cittadino, diventa operativa la struttura costruita sulle ceneri dell'ex stabile della pneumologia, abbattuto nel 2019. Sono 61 i bambini trasferiti, l'ultimo nel reparto di nefrologia pediatrica. Il più piccolo ha solo 3 mesi, il più grande 17 anni. Tra le ambulanze arrivate 2 pulmini per spostare i piccoli pazienti, 8 piani, 155 posti letto, 20.000 metri quadrati di superfici, 6 sale operatorie, 157 le imprese che hanno lavorato, 1.570 le maestranze impiegate in quello che è il più grande istituto dedicato alla cura del bambino nel nord-est, costato in totale 107 milioni di euro. È stata una giornata storica. Oggi il nuovo ospedale pediatrico Salus Pueri del Veneto.
e devo dirvi che è un'opera titanica. In questi anni, io lavoro da 40 anni qui in pediatria e per lavoro abbiamo girato tanti ospedali pediatrici. Oggi questo è sicuramente uno dei più belli d'Europa. Ogni stanza ha uno spazio pensato anche per i caregiver in questo ospedale, a partire dalla terapia intensiva neonatale. La grande novità del nostro reparto è sicuramente, oltre alla struttura bellissima, tecnologica eccetera, ma a mio avviso è molto importante il fatto che finalmente riusciamo ad avere una terapia intensiva aperta con la presenza dei genitori che possono essere H24 vicino ai nostri bambini e già da oggi abbiamo iniziato finalmente ad avere la possibilità di ospitare tutti. Ogni anno mediamente vengono ricoverati 10.000 bambini, gli accessi al pronto soccorso sono 25.000, le visite ambulatoriali sono 320.000. Nei 12 mesi dell'anno nascono in media 2.800 bambini, le unità operative che si trovano nel nuovo ospedale pediatrico sono 26. È stata una promessa mantenuta, avevamo detto in ottobre, quando abbiamo inaugurato la pediatria, che avremmo appunto trasferito i pazienti a febbraio e così è stato, quindi promessa mantenuta. Si scrive una nuova pagina dell'infrastrutturazione sanitaria veneta da un lato e dell'assistenza qualificata e moderna ai nostri bambini, con un occhio di riguardo anche alle loro famiglie e ai loro genitori, ha commentato il presidente del Veneto Alberto Stefani. Malaria di città, il report di Legambiente sulla qualità dell'aria nelle città del Veneto. Con i nuovi limiti al 2030, se fossero applicati oggi, non avremo nessuna delle città di pianura dentro questi limiti. Vale per il PM10 e vale per il PM2,5, dove si salverebbero di nuovo solo Belluno, ma anche Rovigo. Belluno sarebbe l'unica provincia che si salverebbe con i parametri 2030 consigliati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per ridurre al 2040 gli inquinanti. I dati del nuovo report di Legambiente Malaria di città riportano luci ed ombre dell'inquinamento atmosferico nelle città venete. I dati infatti confermano i miglioramenti della qualità dell'aria nel territorio regionale, ma l'obiettivo di un'aria più pulita resta ancora lontano. Nel 2025 sono 3 le città venete che hanno superato il limite di legge dei 35 giorni di sforamento delle polveri sottili PM10. In testa Verona, seguita da Rovigo e Venezia. Padova, Treviso e Vicenza per la prima volta da oltre un ventennio rientrano nei limiti di legge per quanto riguarda il PM10, ma sono le polveri ultrasottili PM2,5 che bocciano Padova e Vicenza. Dunque Belluno, anche grazie alla sua posizione geografica, conferma anche quest'anno la buona qualità dell'aria. Per il futuro però serve un nuovo piano regionale aria che recepisca la nuova direttiva europea per adeguare i limiti normativi. C'è una cosa da fare prima di tutto, che è mettere le risorse, perché altrimenti gli interventi non si possono fare. E purtroppo invece questo è stato tagliato, ridotto da parte del governo con l'ultima legge finanziaria. Noi l'abbiamo già detto a inizio dell'anno e durante la discussione a fine 2025, chiedendo al governo che rispettasse quanto le regioni della pianura padana chiedono, cioè di avere un trattamento che li consideri come aree soggette a grave presenza di inquinanti per poter avere risorse che erano state in passato assegnate e che invece inspiegabilmente sono state tagliate drasticamente da parte del governo. Si parla di almeno 75% mediamente nei prossimi 3 anni tagliati alle regioni del nord, tra cui il Veneto. È tutto, grazie per essere stati con noi. Dopo la sigla al meteo. Arrivederci.